È la sesta giornata del campionato Under 17 provinciale. Dal centro di Milazzo il Don Peppino Cutropia affronta la Villafranca Messana, da una parte la formazione di mister Romeo, dall'altra quella di mister Errante, il Don Peppino Cutropia che ha visto rinviato l'ultimo turno di campionato, la Villafranca Messana che da fuori classifica si è sbarazzata del Torre Grotta nell'ultimo turno 4-0 secco. Andiamo a guardare i 22 che scenderanno in campo grazie all'usilio delle nostre grafiche. Un occhio attento alla Villafranca Messana che schiera Bove, Isgrò, Rizzo, Gugliandolo, De Salvo, Mazzeo, Amato, Candela, Patanè, Gemellaro e Ruggeri. Questo è l'11 scelto da mister Errante. Si può partire con il film del primo tempo che si apre dopo appena 4 minuti. Prova subito ad attaccare il Don Peppino Cutropia, Lanza conclude così Bove in presa facile. Quinto minuto, arriva anche la prima chance per la Villafranca Messana in area di rigore, la conclusione dal limite da parte di Gugliandolo. Anche in questo caso il portiere Ragno non ha alcun problema. Calcio di punizione per la Villafranca Messana affidato allo specialista Gemellaro. Buono il suo destro per potenza, meno che per precisione. Minuto 19, ancora la Villafranca Messana ad attaccare, azione dall'out mancino. C'è questo tentativo maldestro che finisce alto. Ancora Villafranca Messana a sprecare in avanti, non riescono a trovare il gol con Isgrò. In questo caso siamo al minuto 23, c'è un calcio d'angolo, il pallone che viene messo dentro, il colpo di testa finisce fuori. Continuano a spingere i ragazzi di mister Errante. Ancora con un corner, pallone viene messo dentro, c'è il colpo di testa vincente che vale il gol dell'1-0 e lo segna Isgrò. Difensore goleador, il numero 2, che festeggia così verso le tribunette del centro e trova il gol del vantaggio dei suoi. Minuto 23, cambiato il parziale tra Don Peppino Cutropia e Villafranca Messana, ma dall'altra parte inventa un gol incredibile Rando con questo destro di rara potenza. Riesce a trovare il pallone sul secondo palo, traiettoria impossibile da parare per Bove ed è il gol dell'1-1. Minuto 32, calcio punizione di Don Peppino Cutropia. C'è una finta, poi il tentativo con il destro, finisce alto. Sembra tutto finito per il primo tempo, ma ancora la Villafranca Messana ad attaccare, azione dall'out mancino, pallone viene scaricato all'indietro. Bella qui la finta da parte di Gemellaro che entra in area di rigore e trova il gol dell'1-2, gran rete da parte di Gemellaro, finta a eludere l'intervento del difensore e a trovare il mancino che porta avanti la formazione di mister Errante allo scadere della prima frazione. Gran gol di Gemellaro e duplice fischio al centro di Milazzo. Gol da parte di Isgrò, pareggio da parte di Rando e gol di Gemellaro che fissano fino a questo momento il risultato sull'1-2. Si può partire con il film del secondo tempo a parti invertite sul rettangolo verde dell'impianto sportivo di Milazzo. Ci sono 3 cambi addirittura per la formazione di mister Errante. Escono Ruggeri, Rizzo e Mazzeo, entrano Messina, Farruggio e Villari. Chi attacca però è il Don Peppino Cutropia al minuto 7 con questo tentativo dalla distanza da parte di Romeo. Capitano è riuscito a trovare il gol, calcio punizione dall'altra parte per la Villafranca Messana, ancora con il solito Gemellaro, alza il pallone alto il portiere. Ancora cambia le fila di mister Errante, esce Patanè ed entra Maddalena al minuto 20, colpo di testa di poco alto da parte di Rando, sfiora la doppietta il giocatore del Don Peppino Cutropia. Calcio punizione invece per la Villafranca Messana, tentativo con il mancino dalla lunga distanza, pallone che sfiora solamente l'incrocio. Ci ha provato Gugliandolo, chiusura di match, 2 chance al 34esimo, prima il Don Peppino Cutropia in area di rigore, prova questo mancino che finisce sballato alto. Siamo all'ultima azione della gara, ancora Don Peppino Cutropia in avanti, sinistro dalla distanza, gol incredibile da parte di Giacomo che trova il 2-2 che fissa il risultato sul pareggio. Mancino di controbalzo, un gran gol per il giocatore di mister Romeo che fissa il risultato sul 2-2, arriva infatti il triplice fischio e parità da Don Peppino Cutropia e Villafranca Messana. Amici della Wii Sport, un cordiale saluto da Antonio Caroè che vi rimanda alla prossima.